Le prime analisi confermano che la causa della morte del professore trovato cadavere in stato di mummificazione nella sua abitazione a Dorsoduro sia naturale. I carabinieri intanto cercano la sorella dell'uomo che vive nel Veneziano. Pesantissimo il bilancio del fallimento di una delle aziende proprietarie del gruppo Troni. 75 lavoratori resteranno a casa per la chiusura del punto vendita trevigiano di Zero Branco e di quelli padovani di Albignasego e Conselve. All'ennesima sopraffazione, il dodicenne reagisce al suo carnefice che per tutta risposta lo colpisce al volto con un blocco di ghiaccio. Il bambino ferito finisce all'ospedale, l'ennesimo caso di bullismo tra minori. Scoppia la polemica sul protocollo sottoscritto da giudici e avvocati del Foro di Venezia sui richiedenti asilo che per recarsi in tribunale dovranno esibire un certificato medico di buona salute. Veneziani si dividono. Crescono gli incidenti stradali non mortali in Veneto, i dati del 2017 ancora incompleti evidenziano un ulteriore peggioramento e a determinare il brusco cambio di tendenza all'uso sempre più frequente di smartphone alla guida. Continua ad essere complicato e incerto il futuro dell'ospedale e della casa di cura dei Camigliani al Lido di Venezia, per l'acquisizione dei quali c'è la manifestazione di interesse di Villa Salus. Domani sera a Tagliercio la Reia scenderà in campo per l'andata della doppia sfida di Europe Cup contro i russi di Nevogrod. L'allenatore in seconda Gianluca Tucci avverte attenzione ai loro lunghi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano anche questa sera la morte del professore trovato senza vita in stato di mummificazione nella sua abitazione in centro storico a Venezia. Ebbene, sembra ormai certo che la causa del decesso sia naturale, mentre i carabinieri stanno adesso cercando la sorella dell'uomo per ulteriori accertamenti. Dagli accertamenti che sono stati svolti emergerebbe un decesso naturale, avvenuto riteniamo almeno 6-7 anni fa. Stiamo verificando naturalmente come mai la porta fosse aperta, quindi se fosse magari un senza tetto piuttosto che qualche piccolo ladruncolo che tentasse di entrare dentro l'abitazione. Sembra ormai certo che il professor Lelio Baschetti, trovato cadavere nell'appartamento di Dorsoduro a Venezia dove viveva, sia morto per cause naturali. A chiamare i soccorsi domenica pomeriggio un vicino di casa. La porta era stranamente aperta, mentre lui in questi anni l'aveva sempre vista chiusa e si è insospettito. Quando sono giunti sul posto i carabinieri hanno trovato uno scenario macabro. Il cadavere era su una brandina, mummificato. Intorno alimenti in stato di decomposizione, sporcizia e degrado in generale. Sarebbero state ritrovate bollette e altri documenti che attesterebbero gli ultimi segnali di vita dell'uomo risalire all'estate 2011, quando avrebbe avuto 67 anni. E mentre continuano i sopralluoghi dei carabinieri qui nell'appartamento dove è stato ritrovato il cadavere ormai mummificato del professor Baschetti, sono ancora molte le domande a cui si tenta di dare una risposta. Prima fra tutte, come sia stato possibile che in tanti anni nessuno si sia mai preoccupato di lui. Chi vive e frequenta la zona lo vedeva raramente. Era abbastanza schivo anche come persona, era riservato, lo vedevo ogni tanto che si fotografava dei quadri che probabilmente aveva dipinto, però le finestre erano sempre chiuse, le porte erano sempre chiuse, per cui non è che si vedesse costantemente. Non si trovava al Barbera il caffè. Baschetti, in pensione, era stato cancellato dall'anagrafe del comune nel 2013 in quanto irreperibile. Nessuno l'ha mai cercato negli anni. Avrebbe una sorella anziana. La stiamo contattando al fine di verificare se c'erano stati eventuali contatti in passato. Era invece morto da qualche giorno un uomo di 51 anni residente a Marghera che non rispondeva più a telefonate e al campanello. Preoccupati i conoscenti hanno dato l'allarme e alle 12 sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale insieme ai vigili del fuoco e al personale del SUEM che una volta entrati in casa non hanno potuto fare altro che accertare la morte dell'uomo. Cause del decesso sono dovute quasi sicuramente a cause naturali. Ed ora parliamo del bilancio pesantissimo del fallimento di una delle aziende proprietarie del gruppo Troni. 75 i lavoratori che resteranno a casa per la chiusura del punto vendita trevigiano di Zero Branco e per quelli padovani di Albignasego e Conselve.
Presidio sotto il Palazzo della Ragione dei lavoratori di DPS, società che gestiva 43 negozi a marchio Troni, ora chiusi dopo la dichiarazione di fallimento dell'azienda che contava in Italia oltre 800 dipendenti. I lavoratori coinvolti nella procedura in Veneto sono 75 famiglie che ad oggi sono senza la possibilità di andare a lavorare, senza la possibilità di percepire lo stipendio soprattutto. Da Zero Branco ad Albignasego e Conselve sono quindi partite le procedure di licenziamento al termine di un lungo calvario che aveva già sfiancato i lavoratori. Da 6 mesi ormai la viviamo male, perché comunque è stato un continuo scendere in un abisso che comunque non aveva fondo. Adesso il fondo l'ha avuto. Siamo arrivati a una situazione che era paradossale, cioè stavamo nel negozio senza poter dare il nostro servizio. Negozi vuoti, gente che entrava e neanche chiedeva, usciva. A determinare il fallimento, spiegano dal sindacato, la crisi generale del settore dell'elettronica di consumo a causa dell'aumento del commercio online e di scelte aziendali poco lungimiranti. In mattinata i dipendenti hanno chiesto e ottenuto un incontro con l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che ha promesso di sollecitare l'apertura di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico sulla situazione della società e del comparto e di attivare le politiche regionali per il reinserimento lavorativo dei dipendenti nel caso non vi fossero manifestazioni di interesse da parte di potenziali compratori. Noi speriamo che la politica si faccia carico e si faccia portavoce delle esigenze in questo momento fortissime dei lavoratori di essere ascoltati, di essere supportati e che la voce del Veneto arrivi fino a Roma e il Ministero ci dia ascolto e ci dia una mano a risolvere e a uscire da questa situazione di assoluta incertezza. Ed ora la cronaca con l'ennesimo episodio di bullismo. Questo è accaduto nel Milanese, vittima un ragazzino di 12 anni, vittima appunto di un bullo. Il ragazzino avrebbe reagito all'ennesima sopraffazione del compagno di scuola che di tutta risposta gli avrebbe lanciato una palla di neve ghiacciata che lo ha colpito in viso, in particolare nell'occhio. Ferito, il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso, successivamente è stato chiesto un consulto specialistico visto che la tumefazione all'occhio era peggiorata. Nel frattempo si sta valutando se presentare querela ai Carabinieri. E le Fiamme Gialle di Venezia hanno sequestrato 400.000 bastoncini di incenso per profumazione ambienti che le analisi hanno appurato contenere sostanze nocive, quindi pericolose per la salute. Nella fattispecie lo spettrometro utilizzato per l'esame chimico ha evidenziato la presenza di benzene in un quantitativo molto superiore alla soglia ritenuta tollerabile. I bastoncini sequestrati del valore di circa 100.000 euro erano stati prodotti in India e arrivati in Italia attraverso la Spagna. I commercianti che hanno messo in vendita la merce sequestrata sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Per la prima volta da molto tempo sale il numero dei morti sulle strade del Veneto. La colpa all'ostinato e pericolosissimo uso del cellulare al volante. Basta un attimo e noi possiamo provocare o essere coinvolti in un incidente gravissimo e non tornare a casa. Questo è un rischio che non si può affrontare. Dopo anni in costante diminuzione tornano a crescere gli incidenti stradali mortali in Veneto. Nel 2016 sulle nostre strade hanno perso la vita 344 persone, 29 in più rispetto all'anno precedente. E i dati ancora incompleti sul 2017 evidenziano un ulteriore peggioramento, così come quelli della prima parte di quest'anno. A determinare il brusco cambio di tendenza, spiegano dalla Polstrada, l'uso sempre più frequente di smartphone alla guida. Bisogna pensare che utilizzare dei mezzi tipo lo smartphone, digitare un messaggio, vuol dire non guardare la strada per pochi secondi, ma per pochi secondi quella nostra autovettura o il mezzo pesante su cui siamo percorre decine e decine di metri. Sono invece diminuiti del 10% negli ultimi 5 anni, comunicano dall'INAIL, gli incidenti di persone che si recavano o tornavano dal posto di lavoro. Ma preoccupa il fatto che 2 episodi su 3 vedano vittime delle donne. Le donne hanno più impegno e più impegni sommano le attività della famiglia, del seguire gli anziani eccetera e quindi usano probabilmente anche di più il veicolo in questa maniera, quindi abbiamo una percentuale quasi doppia di denunce di infortunio in itinere da parte delle donne. Per cercare di invertire la tendenza, in mattinata INAIL e Polizia Stradale hanno firmato un accordo sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza su strada attraverso la realizzazione di iniziative congiunte rivolte al mondo della scuola e del lavoro.
Continua ad essere complicato e incerto il futuro dell'ospedale della casa di cura dei Camigliani al Lido di Venezia, per l'acquisizione dei quali c'è la manifestazione di interesse di Villa Salus. Oggi nuovo incontro in prefettura. Le trattative sono in uno stato avanzato, ma purtroppo oggi abbiamo ancora una volta registrato da parte dei Camigliani della proprietà un atteggiamento poco trasparente e poco responsabile. Il muro contro muro sul futuro dell'ospedale della casa di cura San Camillo a Lido di Venezia continua a tenere in bilico due strutture fondamentali per la tenuta sociosanitaria del territorio e la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente e dei lavoratori in appalto. Nonostante vi sia una lettera formale di Villa Salus che ha manifestato interesse all'acquisizione e annunciato trattative in fase avanzata, i Camigliani, proprietari delle due strutture, anche nell'incontro odierno in prefettura hanno tentennato. Noi crediamo che non si voglia un coinvolgimento delle istituzioni, Comune in questo caso, Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Regione Veneto, che oggi erano presenti con gli assessori, ma lo stesso prefetto e i sindacati, perché si vuole fare una trattativa completamente slegata rispetto alle garanzie occupazionali e anche al mantenimento in questo territorio nei termini di oggi di questa struttura. All'incontro c'erano l'assessore regionale Luca Coletto, l'assessore Trapella del Comune di Chioggia e il suo collega di Venezia Venturini, oltre ai rappresentanti dell'Ulse Serenissima e dei sindacati che hanno temporaneamente sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori. Il richiamo di prefetture e istituzioni alla responsabilità è stato chiaro. Su richiesta del prefetto Boffi è stata fissata una nuova data, il 10 aprile, che dovrà essere decisiva per la soluzione della vertenza. In quel tavolo vogliamo risposte certe. È chiaro che se quel giorno non ci saranno, lo sciopero e la mobilitazione saranno inevitabili. Oggi servono risposte chiare e concrete per capire se questa trattativa mette al centro la qualità del servizio e del lavoro o se potremmo trovarci di fronte al rischio dell'ennesima speculazione. I legali dei richiedenti asilo che si recano in tribunale a Venezia con i loro clienti dovranno esibire anche un certificato medico di buona salute. Su questa decisione è scoppiata la polemica. Un certificato medico per dimostrare che il ricorrente non abbia malattie infettive. Lo richiede il Tribunale di Venezia nel protocollo sezione immigrazione. I difensori dei migranti dovrebbero dunque comunicare al giudice eventuali malattie infettive del proprio assistito. Decisione non gradita da Magistratura Democratica, giuristi democratici, l'associazione dei legali che si occupano di immigrazione e una trentina di avvocati veneti specializzati che la definiscono discriminatoria. I veneziani che cosa ne pensano? Sono d'accordo perché dovrebbero chiederlo a tutti magari, ma se uno viene da un posto lontano c'è un effettivo pericolo. Cioè non vedo, perché è un po' come la questione delle impronte digitali. Va bene, adesso le chiedono dappertutto e una volta non si poteva, non si capiva perché. Perché sia anche giusto. Se effettivamente lo fanno solo per gli immigrati e se c'è un motivo ragionevole, appunto, non saprei dirle davvero. Sì, può avere la sua utilità. Bisognerebbe contemperare le due cose, perché tra l'altro garantire la salute pubblica, penso che riguardi tutti i cittadini, a prescindere che siano immigrati o meno, e dall'altro ovviamente si tratta di una situazione un po' di emergenza dal punto di vista loro. Non penso sia discriminatorio. Perché? Perché fanno una richiesta e quindi se ci vuole della documentazione quella è quanto per richiedere per ottenere il certificato. Ci sarà una ratio, un motivo, ci saranno dei dati statistici che hanno indotto l'autorità del Tribunale a chiedere questo tipo di provvedimento. Bisognerebbe discuterne o interrogare l'autorità che ha emesso il provvedimento. Immediata la replica dei presidenti del Tribunale di Venezia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, che evidenziano come l'obiettivo del protocollo sia quello di assicurare una gestione dei procedimenti maggiormente efficiente, nell'interesse primario del ricorrente a ottenere una risposta giudiziaria in tempi compatibili con le esigenze di celerità previste dal legislatore e nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Niente risarcimento ad una famiglia veneziana duramente provata dalla morte precoce di 2 figli vaccinati con l'antipolio, il primo tra il 1966 e il 1968, il secondogenito tra il 1977 e il 1979. Un terzo bambino sopravvisse ma rimase invalido. I 2 piccoli, morti ad alcuni anni di distanza l'uno dall'altro, soffrivano di immunodeficienza congenita e il vaccino fu loro fatale. Nel negare il diritto ad essere risarciti ai familiari dei 2 bambini, la Cassazione, che sottolinea che all'epoca dei fatti non vi era alcuna evidenza dello stato di immunodeficienza congenita da cui erano afflitti i 3 fratellini. Adesso ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità. A tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Non mi sento di escludere la vendetta degli ex contro Maniero. Così ieri sera a Ring l'ex procuratore Fogliadelli dopo l'intervista a Faccia d'Angelo e le sue paure. Non mi sento di escludere la possibilità di una vendetta. E spiego anche la ragione. È sempre stata mia ferma convinzione, lo dico adesso, forse non lo avrò mai detto prima, che il cosiddetto pentimento, o meglio la resa di Maniero allo Stato, nascesse da elementi molto precisi. Il suo indebolimento di prestigio e di capacità di comando all'interno dell'organizzazione per effetto della lunga latitanza. Nella criminalità non esiste il vuoto. Se un capo comincia a declinare nella sua capacità di controllo e nel suo carisma, non c'è nulla da fare, si tende a sostituirlo. Lei ha fatto un nome, Antonio Pandolfo, ed è uno che noi sappiamo che giurò vendetta contro Maniero, chiamato appunto il traditore. Degli altri mi è più difficile esprimere una impressione, ma sarebbe soltanto una impressione così a livello emotivo e preferisco fermarmi qua. Non sottovalutiamo mai questa memoria di ferro dei criminali. Momenti di trambusto oggi per il recupero da parte dei sub dei Vigili del Fuoco di uno scheletro in Canal Grande. Nessun giallo però, perché si tratta di un raro pezzo di museo che doveva essere esposto alla mostra in allestimento a Palazzo Zaguri. Lo scheletro è caduto da un natante adibito al trasporto davanti agli occhi incuriositi dei turisti. Il pezzo, come detto raro, avrebbe un valore di circa 100.000 euro. Torna a San Donà il Giffoni Movie Day, oggi la presentazione degli eventi che coinvolgeranno dall'11 al 13 aprile 10.000 studenti. 10.000 studenti coinvolti, 12 scuole del Basso Piave, 9 istituti superiori e 3 comprensivi. Torna a San Donà di Piave il Giffoni Movie Days, uno dei progetti culturali per ragazzi più ambiziosi a livello internazionale, collegato al Giffoni Experience. Qui ho trovato accoglienza estrema, capacità di impresa, ragazzi in gamba, scuole attivissime, cioè tutti gli elementi perché Giffoni potesse portare un po' del suo spirito, ma nello stesso tempo raccogliere tutte le energie di questi ragazzi per farne un'impresa. Dall'11 al 13 aprile gli studenti saranno impegnati in un evento che coinvolge tutta la città, ma in primis proprio i ragazzi, dando loro un'opportunità di sperimentazione e crescita. Partendo dal cinema, attraverso la visione del cinema, attraverso la visione dei film, i ragazzi possono discutere tra di loro, parlare del loro universo, del loro mondo, e crediamo che questo sia per loro un aiuto per un percorso formativo importante. Studenti non solo spettatori, ma anche protagonisti in prima persona in un'esperienza che potrebbe essere loro utile in futuro. Tutti i gruppi lavorano con esperti del settore. Faccio un esempio: il gruppo stampa lavora con delle persone che seguono degli uffici stampa in giro nelle aziende del nostro territorio, e quindi c'è professionalità. Infatti anche per questo progetto rientra nell'alternanza scuola-lavoro.
Passiamo allo sport, basket, perché domani sera al Tagliercio la Reyer scenderà in campo per l'andata della doppia sfida di Europe Cup contro i russi del Novgorod. L'allenatore in seconda, Gianluca Tucci, avverte: attenzione ai loro lunghi. Si gioca in casa la prima della doppia sfida della FIBA Europe Cup di basket. Massima concentrazione per la Reyer, che mercoledì al Tagliercio scenderà in campo contro i russi di Nizhny Novgorod. È sicuramente una vigilia interessante, perché Novgorod è una formazione con taglia molto importante. Credo che la forza dei russi sia nel trio, insomma, di lunghi. 3 giocatori molto interessanti, cui, avverte Tucci, è necessario prestare la massima attenzione. Sono lunghi che hanno forza fisica, ma anche grandi possibilità offensive, realizzative, insomma, buone mani, capacità di tiro da 3 punti. E quindi alla difesa orogranata è richiesta la massima concentrazione. Gran parte, della nostra difesa sarà impostata nel coprire, nel limitare, insomma, le caratteristiche di questi 3. Poi è chiaro che, insomma, una squadra come Novgorod ha anche nella taglia del 2 e del 3 delle caratteristiche fisiche importanti, quindi una battaglia ci aspetta dal punto di vista dell'agonismo. Per i campioni d'Italia ai quarti di finale della Coppa Europa di basket un match importantissimo. Un risultato positivo consentirebbe di alzare umore e spirito per affrontare il ritorno nella gelida Novgorod. Solamente se pareggiamo con l'intensità, poi chiaramente possiamo sperare, di avere qualche vantaggio sul piano tecnico, però è un obiettivo secondario questo qua. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospite in studio questa sera Giovanni Manildo, sindaco di Treviso e in corsa per le amministrative di maggio. Da Venezia è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata naturalmente su Antena 3. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Bel tempo sulle nostre regioni, a prevalere sarà il sole praticamente ovunque. Vediamo nel dettaglio la situazione prevista per mercoledì 21 marzo. Bella giornata di sole sul Veneto, la nostra grafica ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque, con qualche innocuo addensamento. Le temperature risulteranno essere in aumento, le minime saranno comprese tra -1 e 0 gradi, massime tra 6 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Più nubi al mattino, con cielo anche coperto, ampiamente soleggiato col passare delle ore, con il cielo che sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, massime comprese tra 6 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Prevalenza di sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, valori massimi compresi invece tra 6 e 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.